Buongiorno, oggi stiamo facendo le orecchiette pugliesi. È la mia prima esperienza, speriamo di riuscire a farcela. Ce la facciamo? Ma senza uovo? Senza uovo. Se è vegan. Come fate a fare la pasta senza uovo? Se è una roba vegan. Eccoci qua, intanto abbiamo messo la nostra piccola pagnotta qua a riposare, la nostra pasta per fare le orecchiette a riposare per 15 minuti qui al coperto. Riposa, stia, riposa. E intanto qui il nostro meraviglioso ragù sta bollendo da esattamente 2 ore, quasi 3 ore. Verrà fuori un ragù che è a fine del mondo. Buon, guarda che spettacolo. Molto bene, poi fra un po' comincio a fare le orecchiette. Ecco qua, le mie orecchiette pronte. Non sono perfette, ma sono le mie prime. Portè pazienza, molto belle, se fusion, mese pugliese e mese venete. Naturalmente ragazzi, voglio fare questo piatto fusion, una fusione tra Puglia e Veneto. Non le condisco con le cime di rapa, ma meraviglioso ragù di 1 chilo cotto a bassa temperatura per 3 ore. Guarda che spettacolo, guarda che bello, guarda che spettacolo che queste orecchiette con ragù. Fine del mondo, cotto e mangiato. Ciao bei, ciao.